amici, una chitarra, uno spinello. Amici, purtroppo proprio questa sera sono alle campanelle, c'è un sacco di gente. Poi subito dopo devo accompagnare i suoi genitori a prendere il treno perché sono rimasti senza macchina. L'hanno distrutta, pensate. E vado via! Sia niente che ho perso un po' di soldi qui alle corse, poi ho avuto i problemi di salute. Dici che cosa hai avuto di preciso? Ma no, niente, praticamente stavo camminando, non sono scivolato su un lupino. Se mi fate parlare, su un lupino e mi sono fratturato un pezzo. No, ecco delle storiacce con la tinta. Ma ti ha dato un paio di picche? Ma no, che cosa dite? Lei mi è molto affezionata, solo che ha delle storie col suo tipo che la rendono infelice e siccome lei ci tengo più che me, ho parlato sul ragazzo, l'ho convinto a ritornare. Ma non starai mica piangendo? No, è che mi è entrata una statuetta del Duomo in bocca! Se ti aspetti che mi metta la scopa in culo e che ti ramazzi la stanza, te lo puoi scordare. E c'è un Dio maestivo, se andare al mare o andare ai monti, vogliamo decidere. Io ad esempio voglio andare al mare, fare il bagno con le anselle alle Seychelles. Io ad esempio voglio andare ai monti, là sulla vetta, insieme all'orso. In montagna mi prende la voglia di andare al mare. Mi puzzo da te. Tu sorridi un angoscio, io e te nell'eremo. Sono scettico. Vai con gli scetti, Vai tristi, vai tristi, non ti cagate, la pelle secca, ti spacco l'olio. Manconi, 1068 voti. Come il vitello dai piedi di Bassa si ricorda il vitello dai piedi di Comando. Gli disse c'è il vitello dai piedi tornati che parla molto male di te. Sostiene che 3 piedi non sono di vero cobalto ma sono in effetti 4 piedi di pane ricoperti da un sottile strato di cobalto.